Il team del Master in G-Science e Sistemi a pilotaggio remoto, come ogni lunedì, condivide con voi un'esperienza di formazione nel campo dei sistemi informativi geografici. Anche quest'oggi vogliamo condividere con voi un contributo presentato all'interno del programma del GIS Day 2020, che come sapete si è svolto in una programmazione molto più ampia durante il mese di novembre con l'evento GeoNovember, che ogni anno coordiniamo e svolgiamo con esperti a livello nazionale ed internazionale. Quest'oggi vogliamo presentarvi un altro contributo di un ex corsista al Master in G-Science specializzato nel percorso di geoinformazione e nuove tecnologie per l'agricoltura sostenibile. Sto parlando del dottor Alessio Reinato, che nel contributo che ci presenterà coniuga due sue grandi passioni. Da una parte la geografia e l'amore per il territorio in cui vive ed opera, e sto parlando quindi della regione Veneto, in cui spesso si ritrovano paesaggi agricoli, soprattutto di pianura, in cui viene svolta agricoltura di tipo intensivo, in cui l'utilizzo dei fitofarmaci è all'ordine del giorno. E da una parte l'amore per le scuole e quindi la messa in sicurezza delle stesse. Andiamo quindi ad ascoltare insieme il contributo Analisi GIS del rischio espositivo da agrofarmaci nelle scuole. Come sempre ringrazio il dottor Alessio Reinato e tutti quanti voi che ci seguite da casa. Se il nostro canale, i nostri contributi vi piacciono, come sempre fate subscribe qui in basso a destra e continuate a seguirci. Buona giornata. Bene, buon pomeriggio. Allora, vi presento appunto come appunto due interessi possano appunto confrontarsi attraverso strumenti di tipo GIS. Allora, gli interessi che ho analizzato sono appunto l'interesse degli agricoltori e dei viticoltori che possono svolgere attività economica sul territorio e l'interesse del cittadino della sicurezza. La sicurezza può essere di tipo chimico, fisico o biologico. Ho analizzato soltanto l'aspetto di sicurezza chimica derivata appunto dall'esposizione da agrofarmaci. La fascia di popolazione che ho analizzato è stata la popolazione in età scolare. Ho analizzato appunto la sicurezza dei plessi scolastici del territorio veneto, proprio perché a me piace rappresentare la scuola come con l'immagine di uno scrigno che racchiude il tesoro più importante della nostra società, che sono appunto i figli, i bambini, i ragazzi, che devono appunto lavorare in un ambiente sicuro. E certamente questo scrigno che racchiude il tesoro della nostra società deve essere tutelato. Allora, questi principi non sono soltanto dei valori, ma sono anche obblighi di legge. E adesso andiamo un po' ad analizzarli. Se procedo. Eccoci. Allora, la norma procede appunto con delle fonti normative europee, nazionali e anche locali a livello regionale o comunale, per esempio. La norma riguardo alla sicurezza chimica in agricoltura individua dei soggetti che devono essere tutelati, che sono i distributori, gli utilizzatori, che non sono necessariamente coloro che distribuiscono i prodotti in campagna, gli astanti, che possono essere presenti casualmente sul luogo dove il trattamento viene effettuato, i residenti, che sono sempre presenti sul luogo in cui il trattamento viene effettuato, i consumatori dei prodotti agricoli, i lavoratori del comparto agricolo, che non necessariamente sono coloro che operano il trattamento. Naturalmente la normativa difende anche l'ambiente in cui l'agricoltura si svolge, il territorio. Allora, le fonti normative naturalmente sono complesse e qui metto soltanto dei segnalibro, diciamo, su fonti normative essenziali. Quindi testo unico sulla sicurezza sul lavoro, decreto 81-2008, testo unico ambientale, il regolamento europeo sui fitosanitari, quindi 1107 del 2009, la direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi, quindi la 128 del 2009, e il suo recepimento, quindi il decreto legge 150 2012,
con il piano d'azione nazionale che prevede una serie di azioni di buona pratica agricola per appunto tutelare la sicurezza dei consumatori e degli operatori anche dell'agricoltura, che devono svolgere appunto un'agricoltura di tipo sostenibile. I regolamenti REACH e CLP fanno un po' da cappello alla sicurezza chimica in tutti i settori in cui le sostanze chimiche sono presenti, quindi anche in agricoltura. Naturalmente il quadro è molto riassuntivo e le fonti normative sono assai più complesse. La contaminazione da agrofarmaci può avvenire allora in 3 modalità, semplificando. Può avvenire in aria con fenomeni di deriva, a livello superficiale, quindi fenomeni di trasporto in orizzontale, e fenomeni di trasporto sottosuperficiale con la percolazione. Noi ci concentriamo solo sul fenomeno di deriva, che è un fenomeno che merita una norma tecnica specifica, una norma ISO, dove si definisce appunto la deriva come appunto il fenomeno di trasporto derivata mediata da un flusso d'aria, che può essere non solo il vento, ma anche il flusso d'aria generato dalla macchina irroratrice. È un fenomeno anche più complesso, c'è la deriva primaria, secondaria, però teniamo presente che è mediato dall'aria, da un flusso d'aria. La normativa prevede, eccoci, no, scusate. Allora, la normativa individua degli obiettivi sensibili come appunto le scuole, la popolazione scolastica, i quali devono essere tutelati dall'agricoltore. Individua, facendo un parallelo con la realtà dei nostri giorni, una fascia rossa, una fascia arancione e una fascia gialla. Così ho semplificato le situazioni. La fascia rossa, a 10 metri dalla zona sensibile, che può essere la scuola, non si può trattare. Nella fascia arancione si può trattare con strumenti di controllo della deriva, di fenomeni di trasporto, quindi, e utilizzando soltanto agrofarmaci con un profilo tossicologico non grave, con frasi di rischio non di rilievo particolare. Non si possono utilizzare, per esempio, agrofarmaci cancerogeni o sospetti cancerogeni o con tossicità d'organo o con tipologie di pericolosità non accettabili a ridosso appunto di popolazioni sensibili. Questa fascia è compresa tra i 10 metri e i 30 metri dal punto in questione, che sono le scuole nel nostro caso. Oltre i 30 metri si può utilizzare qualsiasi prodotto sul mercato. Allora, lo studio si è concentrato solo sul settore, un settore agricolo che è quello viticolo. Ricordiamo che la Regione Veneto è la prima regione viticola in Italia e l'Italia è la nazione europea più importante come produttrice di uve per la vinificazione. Lo studio si è concentrato sulle aree di OCG, quindi le aree viticole di pregio della nostra regione, che sono il nostro vanto, la nostra produzione più di rilievo, che sono qui rappresentate. Allora, utilizzando le banche dati open del MIUR, sono andato a filtrare i plessi scolastici che sono localizzati dentro le aree di OCG della regione, individuando circa 4.000 plessi scolastici privati, cioè scuole paritarie e pubbliche, di tutte le fasce d'età del ciclo di istruzione, cominciando dall'asilo, la scuola dell'infanzia di oggi, le scuole elementari, dette primarie, le scuole medie e le scuole superiori, che sono secondarie di primo e secondo grado. Faccio notare che le scuole paritarie sono essenzialmente gli asili, le scuole per l'infanzia, sono plessi scolastici di prossimità legati alle comunità locali, quindi sono una tradizione nostra, insomma, sono gli asili delle parrocchie, l'asilo dove abbiamo fatto l'asilo delle suore, dove molti di noi sono andati da piccoli. Questa è la loro posizione sul territorio. In blu sono le scuole paritarie e in rosso le scuole statali. Allora, partendo dalla carta di copertura del suolo della Regione Veneto, ho filtrato le zone del territorio
caratterizzate da coltivazione e vigneto, e ho confrontato la posizione rispetto ai plessi scolastici che è stato possibile posizionare non solo come punto ma anche come poligono, perché sono presenti in un altro file disponibile nella banca dati, nella cartografia regionale, come edificati della Regione Veneto e destinati a attività educative. Quindi con semplici strumenti di buffer ho potuto filtrare e individuare i plessi scolastici che erano dentro la fascia rossa, diciamo, dei 10 metri da vignetto. È stato possibile individuare una sessantina di plessi scolastici nelle aree di OCG che sono in questa fascia dove non si potrebbe trattare. Con lo stesso strumento, semplicissimo, basandomi su dati open come appunto la database del MIUR e i databasi e fonti cartografiche ufficiali della Regione Veneto liberamente disponibili, ho individuato quindi i plessi scolastici a 30 metri da vigneti, quindi dove si possono usare prodotti agrofarmaci con livelli di pericolosità non elevata. Ma la questione è la seguente. Allora, esiste una soglia tecnica di sicurezza dove appunto il fenomeno di deriva si esaurisce. La sicurezza a livello normativo infatti si scontra con quello che è il dato tecnico reale. Secondo la letteratura scientifica, il fenomeno di deriva da agrofarmaci si esaurisce a circa 100 metri dalla fonte dall'origine di questo prodotto che viene distribuito. Quindi si passa da un buffer che arriva un buffer di protezione di 30 metri ad uno molto più ampio che comporta appunto una selezione di plessi scolastici che esposti a fenomeni di deriva molto più ampia. Arriviamo a più di 1000 plessi scolastici che sono dentro questo buffer di 125 metri di distanza da vigneto. Quindi c'è la questione del confronto tra il limite normativo che pone dei limiti di 10 e 30 metri con un limite tecnico di 125 metri. Inoltre, lo studio non prende in considerazione fattori predisponenti come la ventosità locale, sebbene non si dovrebbe trattare nelle giornate più ventose, però ci sono per esempio anche il fattore della giacitura del terreno che facilita il fenomeno di trasporto, soprattutto quando il vigneto, per esempio nelle nostre zone collinari, in situazioni comunissime, nelle aree viticole del Veneto, si può avere appunto un fenomeno di trasporto verso il basso. Ho fornito poi le fonti di questi dati, che sono l'infrastruttura dati della Regione Veneto, quindi con i dati relati alla cartografia tecnica, dati ufficiali e i dati open relativi all'elenco delle scuole presenti nel nostro territorio.